Le due banche venete hanno iniziato la loro discesa nel momento esatto in cui in Veneto si sentiva sempre più odore di autonomia e di indipendenza. Al Veneto è stata voluta dare una lezione di vita dicendo state buoni se potete che qui comandiamo noi, perché in effetti rispetto a quello che è stato fatto nei confronti del Monte Paschi di Siena, che è stato salvato, super salvato e chi ne ha e chi più ne ha le nostre banche sono state gettate completamente alla sbando, completamente abbandonate e nessuno è intervenuto. Per cui, zonin o non zonin, le nostre banche sono state abbandonate direttamente a livello nazionale. Perché aspetta un attimo, no, cavoli! Scusa un secondo! Senti che sempre da parlare da Vicentino! Che zonin non c'entra niente! Ma cosa voluto dire? Basta che finisce a parlare, no? Basta che finisce a parlare, no? Che cavoli, no? Tu sei sempre tutto di tutti! Tu sei sempre tutto di tutti! Tu sei sempre tutto! Basta che finisce a parlare, te lo dico o no? Perché tu lavori Ma cosa si devo dire? Ma cosa si devo dire? Ma fammi... Non vi sentono a casa, non vi sentono, non vi sentono, non vi sentono a casa se non vi date, ecco. C'è un processo in corso tra l'altro. C'è un processo in corso per cui ancora vado via, no direttore, voglio andare via, parla solo lui qua, scusa, parla solo lui, ma dai no, ma se non è indecenza, è indecenza, allora, ti parlare, un indecente, sei un indecente, non lasci mai parlare gli altri, sei un indecente, sei una persona indecente, maleducato e non capisci un cazzo né di economia di banche. Sai solo tu, non capisci un cazzo di banche, te lo dice uno, sì, te lo dico io, tu non capisci niente. Scusate, a casa non vi sentono perché abbiamo abbassato i microfoni, c'è un processo in corso per cui questi commenti non vanno bene. Lasciamo finire questo lato, se no non rialziamo i microfoni.